allargare il bacino delle persone vaccinate così da poter sconfiggere negli anni la malattia. Questo è l'obiettivo che si pone l'URSS 2 Feltrina con la nuova iniziativa di vaccinazione contro il papillomavirus dedicata ai maschi e adolescenti. Una battaglia di salute e di cultura. Troppo spesso, infatti, l'HPV è considerato un problema esclusivamente femminile. L'informazione di questi anni è sempre stata che l'HPV è sempre stato il papillomavirus è stato il virus che colpiva la cervice uterina, quindi un problema di neoplasie per le donne. Ormai da anni gli studi hanno portato anche che molti dei tumori, anche se numericamente non tanti, ma logicamente parliamo di tumori, ci sono anche nei maschi. La vaccinazione al via da quest'anno sarà facoltativa e gratuita per tutti i dodicenni maschi del territorio feltrino. Sarà gratuita dai nati del 2001, quindi 2001, 2002, 2003 e poi nel prossimo anno faremo una chiamata attiva, proprio chiamata persona per tutta la classe 2004. Da diversi anni la stessa campagna è destinata alle ragazze, tutte le donne nate dal 1996 in poi. Una percentuale altissima, oltre l'80% di loro, è già stata vaccinata. Nell'US di Feltre abbiamo una buona percentuale di adesione che gira intorno dall'80 all'85%, quindi una buona percentuale rispetto al livello nazionale e speriamo anche nei maschi, vista l'utilità della vaccinazione anche per le patologie che sono state scoperte esserci anche nei maschi, e patologie pesanti. Gli studi condotti sulle persone vaccinate mostrano una persistenza degli anticorpi pari al 100%. Dopo anni, quindi, la funzione del vaccino non solo non scompare, ma non pare attenuarsi, tanto che una sola vaccinazione potrebbe essere sufficiente per tutta la vita. Il papillomavirus è una malattia sessualmente trasmissibile che può portare a gravissimi problemi sia nell'uomo che nella donna. È un virus un po' endemico dappertutto, nel senso si trova sia nei maschi che nelle femmine e i picchi diciamo cominciano ad esserci intorno dai 20 ai 25 anni, poi è un virus che va, che viene, scompare, però dove rimane porta appunto queste lesioni, colpiscono non solo l'apparato sessuale ma anche la parte orofaringea, la bocca, le tonsille e quindi anche la vescica e quindi è proponibile ed è altamente valido la proposta di fare vaccino anche per i maschi.